Francesco Rapisarda, sta per concludersi il ritiro qui a Zafferana. Quali sono le tue impressioni sul lavoro che si è svolto finora? Sicuramente sono delle impressioni positive. Abbiamo lavorato tantissimo sotto tutti i punti di vista, sia a livello fisico che tecnico-tattico. Il mister ci ha fatto capire dal primo giorno le sue idee e stiamo cercando di riportarle in campo. Qual sarà l'impatto anche dal punto di vista emozionale e mentale giorno 3 settembre? Ma penso che sia uguale a tutti gli altri anni. Inizia un nuovo campionato indipendentemente dalla categoria. Sicuramente sarà emozionante perché ripartiremo di nuovo a giocare al Massimino. Spero che ci siano tante persone e sicuramente daremo il massimo. Sei stata una pedina fondamentale comunque dello scorso anno per il raggiungimento dell'obiettivo rosso-azzurro, quindi su che aspetto lavorerai fondamentalmente per migliorare il Rapisarda che vedremo nel 2023-24? Ti chiedo quale aspetto mostrato durante lo scorso anno proverai a riconfermare. Ma sicuramente sarà un Rapisarda che darà sempre il massimo per la squadra e per aiutare a vincere. Cercherò magari di migliorare dove ho sbagliato l'anno scorso e sicuramente spero di ripetermi in assist per i compagni e di dare una mano soprattutto in difesa perché prima di tutto sono un difensore. Marco Massimino Cocuzza, catanista, i principi del vostro tecnico Luca Tabbiani sono particolari. C'è tutto un processo che sta avvenendo in voi per l'assimilazione, ecco, delle sue idee, di quello che vuole vedere in campo e a che punto siete? Sì, non è, non è facile anche perché c'è una particolare propensione ad andare sempre in avanti e cerchiamo sempre di togliere tempo e spazio all'avversario, quindi questo porta ad andare sempre in avanti per cercare di rubare palla più avanti possibile alla porta avversaria e cercare di concludere. Senti delle differenze rispetto alla preparazione dell'anno scorso e di quest'anno anche dal punto di vista della responsabilità? No, quello penso che è stata la stessa identica cosa, forse l'anno scorso era un po' così e sentivo ancora più responsabilità. Quest'anno è un po' diverso, siamo partiti alla grande, l'anno scorso magari siamo partiti un po' dopo, un po' in ritardo, quindi era un po' una situazione diversa. Quest'anno è tutto diverso, è tutta un'altra cosa, stiamo lavorando bene e cerchiamo di finire il ritiro nel migliore dei modi. Abbiamo capito che insomma, lo spirito di gruppo si sta formando, si sta creando. Tu hai questo doppio ruolo, se vogliamo, no? Come punto di riferimento non solo in campo ma anche nello spogliatoio, sei un po' uno degli uomini chioccia di questo spogliatoio. Sì, penso che il gruppo sia la base di tutto, perché il vero gruppo poi si vedrà nei momenti di difficoltà. Quando le cose vanno bene è facile, ma il vero gruppo è quello dove nelle difficoltà sa reagire, sa affrontare le situazioni di petto per uscirne fuori. Sicuramente sì, insieme agli altri che siamo rimasti qui daremo una mano a tutti i nuovi per cercare di ambientarsi subito per quello che è il nostro obiettivo. Ecco Francesco, l'ultima partita che hai fatto in C è un playoff con la Triestina, guarda caso a Palermo. Cosa ti porti dalla tua esperienza in Serie C e cosa dai anche ai tuoi compagni un po' più giovani? Ma, di giovani quest'anno forse che ce n'è pochi, quelli che ci sono hanno giocato quasi tutti anche ad alti livelli, ma sicuramente porterò l'entusiasmo e la forza di non mollare mai per cercare di arrivare a quello che è il nostro obiettivo.